Siamo qui con Michela Piccoli, una delle mamme No Fuss che ha dovuto affrontare questo gravissimo problema. E siamo qui perché oggi? Siamo qui perché vogliamo che questa azienda finisca di creare disastri e che questo territorio venga bonificato. Io vorrei che oggi è sabato e sono qui col Movimento 5 Stelle. La settimana prossima vorrei ritornare qui con Lega Ambiente. Fra 15 giorni vorrei tornare qui col PD e via di seguito con tutti i partiti che stanno lavorando per questa causa. La nostra missione è apolitica, ma noi qualsiasi strada dobbiamo intraprendere per arrivare al raggiungimento del nostro obiettivo, che è avere acqua pulita e un territorio sano. Sfruttiamo a 360 gradi tutto quello che ci viene proposto e tutto quello che ci viene dato. Il biomonitoraggio adesso è iniziato per quanto riguarda l'analisi del sangue dei ragazzi dai 14 anni in su, giusto? Sì. Quali sono i primi dati? I risultati sono allarmanti. Ci sono ragazzi, mia figlia per esempio ha 11 volte il valore superiore alla norma. Per cui per noi questa situazione è gravissima. Inoltre non dobbiamo dimenticare tutte le patologie correlate, lo chiamano il quinto fattore di rischio, per cui i fattori di rischio noi ce li cerchiamo nella vita, il fumo, un'alimentazione scorretta, la sedentarietà, ma i FAS non possono essere per i nostri figli fin dal grembo materno il quinto fattore di rischio, perché loro non l'hanno scelto. E neanche la madre? E neanche le loro madri. La risposta delle ASL qual è? La risposta delle ASL, devo dire, per quanto mi riguarda, è stata immediata. Hanno fatto partire subito lo screening di secondo livello e ci hanno proposto la plasmaferesi, lo scambio plasmatico. Sono tutte terapie in fase sperimentale ovviamente, perché è difficile trovare una soluzione, per cui io spero che i medici e gli esperti trovano al più presto una soluzione reale e che i risultati di queste nuove terapie possano portare ad una speranza di riuscire ad abbassare o eliminare questi FAS nel sangue. Ovviamente possiamo avere l'acqua pulita, ma quello che noi mangiamo e di conseguenza l'alimentazione e tutte le fonti di approvvigionamento idrico che vanno ad innaffiare e di irrigare i campi, anche questi sono un grosso problema. Cioè, noi stiamo andando da tutti, se domani mi dicono che c'è un'astronave che parte per Marte io salgo su.